7:15 del mattino, Viale Trento, direzione centro città, è come sempre trafficato. Un veicolo industriale con braccio meccanico di una ditta che si occupa di giardinaggio deve svoltare a sinistra per una manovra di inversione. Il conducente riferisce di aver controllato più volte negli specchietti retrovisori. Dalla coda sbuca, appare a velocità sostenuta, come testimoniato anche da altri automobilisti in coda, una motocicletta condotta da un 38enne. La svolta del camion nel frattempo è già iniziata e l'impatto è inevitabile, in particolare sullo spigolo anteriore sinistro del vano motore. La moto scivola per diversi metri sulla corsia opposta, andando a sbattere violentemente contro il muro di cinta di un'abitazione. Il Centauro a sua volta viene sbalzato a terra. Soccorso dal SUEM, è stato portato in codice rosso al San Bortolo. Illesi invece il conducente del camioncino e la collega a bordo. Sul posto 2 pattuglie della polizia locale hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze. Entrambi i mezzi sono sotto sequestro. Lo stesso Viale Trento era stato teatro nel maggio di 2 anni fa di un altro mortale. Nello scontro frontale con un'auto perse la vita uno studente di 21 anni in sella alla sua moto.